Friuli in gol. Le notizie del calcio amatoriale. Nuovamente collegati amici all'ascolto di Radio Latte e Miele, ancora il rinnovato buongiorno. Parliamo di over 40 Wisp. A Castions di Strada il Mereto ha perso ai calci di rigore, ha vinto il Termokey di Fabrizio Battaglia. Al mister del Mereto collegato con noi Andrea Pellizzari, chiediamo subito un parere della partita. Buongiorno. Buondì, salve. Sì, è stata una partita, diciamo una finale non bellissima, dove ha prevalso un po' la tattica, no? Sono due squadre che sono arrivate in finale, penso le migliori, comunque delle migliori del campionato, e alla fine secondo me chi ha avuto più qualità fisica, anzitutto è arrivato, sì, ha prevalso per il risultato finale, ecco. Le finali vanno vinte. A Castions di Strada i rigori sabato hanno deciso il campionato. A chi perde rimane questa amarezza, questo rimpianto. I rigori sono sempre un terno al lotto, no? Noi eravamo consapevoli che potevamo sì portare in porto la partita contro una squadra che comunque vista precedentemente erano alla nostra portata, però ieri avevano a disposizione delle forze più fresche delle nostre, e i rigori erano, diciamo, alla nostra, sì, portarla fuori solamente i rigori, ecco. Andrea Pellizzari, l'allenatore del Mereto, al nostro telefono. Soffermiamoci su questo campionato Wisp. Abbiamo parlato davvero poco in questi nostri appuntamenti quotidiani dedicati al calcio del Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro da quest'anno poi abbiamo ospitato i campionati all'interno del nostro sito con gli aggiornamenti e i risultati. Cosa possiamo dire di questi tornei, mister? Beh, è un campionato un po' particolare, insomma, è un campionato che si divide nella parte, diciamo, invernale, dove è un girone unico e dove si affrontano le squadre, e poi c'è la seconda parte, quella primaverile, diciamo, dove il campionato entra un po' più nel vivo, dove ci sono magari più scontri diretti e più stimoli, ecco, diciamo è un tipo di campionato un po' particolare che diciamo premia le squadre, secondo me, quelle che sono un po' più organizzate, ecco, quelle che hanno magari in posizione una rosa ma come abbastanza ampia, ecco, come livello, sì, 4-5, diciamo, che se la giocano con le altre un po' più uno scalino sotto, ecco. Andrea Pellizzari, l'allenatore del Mereto, il prossimo anno rimarrai lì? Sì, rimarrò lì e cercheremo di migliorare, ecco. Almeno riproporci per la finale, ecco. Andrea Pellizzari, il mister del Mereto, sconfitto purtroppo ai rigori dal Rivarotta Termokey a Castions nella finale Wisp. A questo punto ti auguro buon lavoro, buona estate, buon tutto. Andrea, ci sentiamo. Buona estate, Mandi Franco. Friuli in gol.